Ad una settimana di distanza dalla modifica della rotatoria della Stanga siamo tornati sulla terrazza dell'Hotel Viric e lo Sovrasta per controllarne la viabilità, e questo dopo un weekend in cui molti padovani sono rientrati dalle vacanze. L'incrocio, nel quale si congiungono ben 6 strade, è da sempre uno dei nodi più trafficati della città, con un passaggio quotidiano di circa 60.000 veicoli, comprendente anche autobus urbani e corriere dal percorso extraurbano. Gli automobilisti erano sempre costretti a lunghe attese ai semafori prima di poter passare. Invece, come possiamo vedere adesso, con la rotatoria l'attesa si è decisamente ridotta, si aggira nell'arco di pochi secondi. La situazione quindi sembra essere decisamente migliorata, anche se il test vero e proprio lo si potrà avere solo tra qualche giorno, con la riapertura appunto delle scuole e degli uffici. Tutto procede per il meglio sotto anche il controllo degli agenti della polizia locale che nell'orario di punta questa mattina non hanno registrato particolari attese. La rotatoria comunque è in fase di test e di sperimentazione, grazie anche ai New Jersey, che possono essere spostati a restringere o meno il perimetro della rotatoria stessa per agevolare il transito dei veicoli. Per quanto riguarda invece i pedoni e i ciclisti, hanno i loro passaggi di attraversamento appositi lungo le vie e una corsia a loro destinata nella parte più esterna della rotatoria stessa. Come si può ben vedere, oltre a non esserci più i semafori, sono scomparsi anche i lavavetri che importunavano gli automobilisti durante le attese. In totale l'opera è costata 412.000 euro e la conclusione del cantiere è fissata per il mese di febbraio.